Benvenuti allo studio del venerdì. Anche questa sera ci addentreremo nella lettera di Paolo ai Romani al capitolo 7. Innanzitutto, il testo che leggeremo questa sera è uno dei più discussi e controversi della lettera stessa, fortemente dibattuto e che spinge nella riflessione ad andare in direzioni diverse. Per esempio, a quale periodo della vita di Paolo corrisponda, a quella della sua conversione o, per chiamarlo con un altro nome, al periodo del Saulo da Tarso? Infatti vorrei farvi leggere due versetti che in qualche modo ci fanno entrare in questa tensione una tensione, uno stato di sofferenza, una battaglia tra ciò che si vuole fare e ciò che si è impossibilitati a fare nella piena libertà. Quale momento della sua vita lui sta descrivendo? Prima o dopo l'incontro di Gesù sulla via di Damasco? Altra ipotesi è quella di riferirsi ad un ipotetico cristiano alle prime armi, ovvero ancora debole nella fede, che è completamente coinvolto nelle prime battaglie. Infine, l'esperienza di un non credente. Insomma, ci addentreremo questa sera in una discussione particolarmente accesa. Facendo una breve sintesi dei primi 13 versetti, possiamo ricordare dalla precedente sessione che la vita cristiana inizia nel momento in cui ci identifichiamo con la morte e la risurrezione di Cristo. Non è un'operazione di tipo intellettuale, piuttosto un cambiamento radicale. L'anima torna alla vita in quanto era spiritualmente morta e soprattutto gli effetti del cambiamento lasciano vedere dei nuovi frutti che descrivono e hanno il gusto dell'opera di Dio nella vita di chi crede. Infatti, abbiamo parlato che, come conseguenza della giustificazione, il capitolo 5 ci lascia già con una grande benedizione, quella della pace, per andare nella direzione della santità, capitolo 6, arrivando ad un ulteriore frutto descritto al capitolo 7, quello della libertà, liberi di camminare e crescere con Dio. Romani, capitolo 7. Di appartenere a Dio in Cristo. La legge che aveva la funzione di nominare il peccato, di dargli un peso che stimolava ad infiammare la trasgressione, proprio perché quando riceviamo un divieto siamo portati di più a trasgredirlo, ora ha un ruolo diverso nei riguardi di chi crede. Infatti, essendo adempiuta da Cristo per noi, essa può essere amata, può essere osservata, perché siamo liberi di onorare il Signore con un'anima resa viva dalla grazia di Cristo. Amen. La grazia ci sorprende, ci meraviglia nella gioia di appartenere a Dio. Le relazioni umane in questa alleanza ne saranno arricchite dalla vera vita che portiamo nella vita degli altri, soprattutto in questo periodo storico particolarmente carente di buone relazioni. La legge è buona, è santa, è giusta, così la descrive Paolo. Anzi, la legge è spirituale, ma umanamente incapaci di osservarla, a meno che Dio non la scriva nei nostri cuori. Mi riferisco al testo letto la volta scorsa, riconducibile alle profezie messianiche di Geremia, capitolo 31, versetti 33. Qual è
mi sono posto questa domanda. Qual è il metodo migliore quando si scrive una lettera sapendo che i destinatari a Roma erano ebrei come anche gentili? Come parlare ad entrambe le categorie, le prime molto più legate alla legge, diversamente i gentili che avrebbero preso conoscenza della legge nel momento in cui le scritture venivano lette in chiesa. Quindi Paolo scrive ad un gruppo di credenti completamente diversi. Mi sono chiesto quale sforzo entrambe le categorie di queste persone avrebbero dovuto fare. I primi, prendere consapevolezza che quella eredità dell'antico, quindi mi riferisco all'Antico Testamento, aveva bisogno del nuovo, dell'adempiuto, del realizzato e che insieme a noi attende il suo pieno compimento. I secondi, ovvero i gentili, legarli alla storia di Israele, legarli alle promesse che Dio aveva fatto ai padri nel benedire tutti i popoli della terra. Di fatto, equipaggiarli di quel vuoto teologico sconosciuto a loro che appartenevano all'eredità di Israele. La legge, il tabernacolo, il tempio erano anche la loro storia perché Gesù aveva inaugurato qualcosa di nuovo e di più stabile che non aveva più bisogno di una struttura. Come insegnare in termini di proficuo ascolto? Il metodo migliore, saggio, è parlare di se stessi. Nel dibattito che spesso abbiamo, anche in termini evangelistici, o anche quando discutiamo di concetti di tipo teologici o esistenziali, entriamo nella vita degli altri con una certa invadenza e a volte anche critici. Ma Paolo a distanza e con una lettera vuole produrre effetti diversi. Impariamo piuttosto dall'Apostolo che quando entriamo nella vita degli altri e quando sono dei temi anche delicati, meglio parlare verso se stessi. Questo vale anche per i predicatori, per coloro che guidano un gruppo, proprio per arrivare al miglior risultato. È più facile essere ascoltati dagli altri se abbassiamo il livello in modo tale da abbattere ogni barriera di ascolto. Quindi da Paolo insegniamo anche la comunicazione. Lui è un maestro di comunicazione, oltre che un apostolo di contenuti. Versetti 14, da qui
Signore, entriamo nel vivo di una battaglia spirituale, Signore, che abbiamo incominciato a percepire nella nostra vita nel momento in cui abbiamo conosciuto proprio il messaggio della salvezza. È proprio questo messaggio che mette in crisi le nostre vite, le mette in tensione tra ciò che si vuole fare e non si riesce a fare, tra i desideri, tra le passioni, tra tutto quello che in qualche modo ci allontana da te. E questa sera vogliamo ascoltare Paolo Apostolo, vogliamo ascoltare questa sua testimonianza personale, che voleva arrivare fino a Roma, proprio per dare serenità alla Chiesa e per abbattere qualsiasi tensione, anche interna, all'interno della comunità stessa. Pertanto questa sera, caro Padre, abbiamo l'opportunità di imparare, di crescere, di maturare, ma anche di scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di sconosciuto alla nostra vita, che arriva attraverso il Vangelo di Gesù Cristo. E che ci sia il tuo Spirito questa sera, non solo a guidarci qui, nell'ascolto della tua parola, ma che ci sia questo Spirito che va dove vuole e da chi vuole. Pertanto l'ambizione di questa sera, Signore, è che questo messaggio vada oltre queste mura e possa raggiungere coloro che hanno bisogno di incontrarti, come Paolo ha incontrato Gesù sulla via di Damasco. Pertanto ti chiediamo di benedire questo tempo e di renderlo ricco per ciascuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Di quale periodo della sua vita parla Paolo? Quella prima della sua conversione o quella successiva? Prima o dopo Damasco? Intanto ci può aiutare la domanda retorica che egli si pone all'interno di 2 versetti che leggeremo, versetto 12 e poi anche il 14. Si sta mettendo a livello delle persone con le quali vuole parlare. Ed è apostolo, eh? Ha visto Gesù, eh? Ma io sono carnale. Crollano le barriere di chi lo ascolta perché non sono posti nella condizione di essere giudicati, piuttosto richiamati dalla parola. Perché Paolo Apostolo si lascia coinvolgere nelle stesse difficoltà. Noi sappiamo che la legge è buona, pensate, ecco la comunicazione di Paolo. Noi sappiamo che la legge è buona, quindi cosa fa? Coinvolge tutti. Noi sappiamo che la legge è buona, ma io sono carnale, osserva se stesso e non ci sono più gli altri. Sono apostolo, sono chiamato da Cristo a questo ministero, ma anche come apostolo guardo e nomino le cose come stanno. Infatti sono carnale. Avrebbe da insegnare a tanti che parlano dai pulpiti. Ciò che ha prodotto la morte è il peccato e non la legge. La legge lo ha solo portato in evidenza. La legge rimane un prodotto di Dio perché è data da Lui a noi per presentare la sua rivelazione. Ricordiamo che il popolo ai piedi del monte Sinai aveva realizzato il suo vitello d'oro. Sì, il peccato ci indirizza anche a costruire delle divinità a misura. Altro è invece credere in una religione rivelata dal Sinai che chiama il peccato per quello che è, offrendoci coordinate per arrivare alla conoscenza di Dio stesso.
Allora, quello che Paolo sta dicendo è che nella conversione inizia un combattimento tra l'anima redenta e il corpo che lui nomina con il termine carne. Nessun chirurgo potrebbe risolvere questa tensione. Non è qualcosa di fisico, piuttosto la tensione tra un essere spirituale e quello carnale che è schiavo del peccato. Si vorrebbe fare solo ciò che è buono. Questo ci approverebbe sempre davanti a Dio. Ma scopriamo che amiamo fare ciò che dovremmo odiare e che Dio non gradisce. Anzi, Paolo rilancia e conclude il versetto 14 con un'affermazione di questo genere. Lui dice: infatti sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, qui lo abbiamo esaminato, ma poi dice: venduto, schiavo al peccato. Lo ripeto, venduto, schiavo al peccato. Intanto possiamo dire che egli non si è venduto al peccato, ma venduto schiavo al peccato. È sottile, ma c'è una grande differenza. Così sarà diverso l'approccio, perché non qualifica una sua scelta, piuttosto una condizione che ha ereditato. Sta dicendo che nel momento in cui il peccato è entrato in quel giardino, portando delle conseguenze nella vita della prima coppia e dei propri eredi, Paolo Apostolo, che ha creduto, si identifica nell'umanità resa schiava dal peccato, che influenza ancora il suo presente e che influenza anche il nostro presente. Paolo, da uomo maturo, da apostolo di Gesù Cristo, ci insegna a lottare. Versetto 15: poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Sembra che Paolo stia legando la parte spirituale a quella carnale, quella che brama nel peccato, ogni forma di desiderio, anche nel credente, quella parte che andrà a morire ed è legata al nostro corpo. Essa infatti attende la piena redenzione e la relativa glorificazione nella resurrezione. Noi attendiamo una resurrezione, la resurrezione. È una battaglia quando le azioni non sono in accordo con quel nuovo cuore, quella nuova mente, quel nuovo spirito donato da Dio. Le azioni Paolo le identifica incoerenti con quella nuova realtà di vita. E lo dice un apostolo. Versetto 18. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. In me non abita alcun bene. Rinforza il concetto di un combattimento tra l'anima che ha vita eterna e il corpo mortale che attende la vita eterna. Il buono risiede nell'anima redenta che confligge con quella parte di noi che attende la piena redenzione. Questo non significa che ci possiamo autorizzare a separare le due parti, ma possiamo solo vedere che come credenti viviamo in una tensione. Dobbiamo viaggiare verso la fine dei nostri giorni anche con queste criticità. Romani 8, versetto 10: ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. La distinzione tra corpo e anima nel primo secolo era già una convinzione ben radicata. È un modo per l'Apostolo di dirci: siete al lavoro, buon lavoro per la vostra santificazione. La filosofia greca era dualista. Lo spirito poteva vivere solo liberandosi dal corpo. Il principio cristiano è sapere che Dio riunirà corpo e anima e nell'attesa di questo processo che sarà realizzato quando Cristo tornerà a noi. Allora, e solo allora, anche il nostro corpo, insieme a tutta la creazione, glorificherà pienamente Dio insieme alla nostra anima.
viviamo una redenzione parziale, ma non perché il sacrificio di Cristo sia stato insufficiente, quanto perché siamo tra il già e non ancora. Più volte lo abbiamo richiamato, questo passaggio storico. La redenzione totale include corpi redenti. Non è forse una bella notizia? Ci insegna a portare con noi e nella nostra vita tutto noi stessi. Infatti non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. La legge è buona perché nomina le nostre debolezze. Il peccato lo identifica in una parte di noi che è legata alla carne, ma non disprezza ciò che siamo. Anzi, la legge avrà il suo effetto fino a quando il nostro corpo sarà glorificato. Siamo incoraggiati perché la grazia è in grado anche di accarezzare le parti meno nobili della nostra vita davanti a Dio. Questo è quello che Paolo sta dicendo: accarezza anche le parti meno nobili. Il Signore Gesù ha fatto un lavoro nella tua vita e vuole continuarlo a farlo, ma porta insieme anima, quell'anima redenta, porta insieme anche quella parte che ha ancora bisogno di redenzione, portala avanti in questo cammino, ma non è una buona notizia. Questo tocco di grazia leggero che non punisce, che non umilia, piuttosto ci incoraggia a lavorare nelle nostre vite. Se i capitoli 5, 6 e 7 ci hanno insegnato 3 benedizioni che scaturiscono dalla grazia e dal perdono di Dio, ovvero la pace, capitolo 5, se ci ricordiamo, 6 la santità e 7 la libertà, troveremo all'interno di questa tensione che Paolo, da credente maturo, intercetta diverse cose. L'amore di Dio verso delle vite incomplete. Se prendiamo coscienza e consapevolezza che siamo delle persone incomplete, troveremo l'amore di Dio. La verità di Dio, secondo aspetto, che ci porta ad esercitare un duro controllo per vivere in ubbidienza. Quindi non stiamo dando un Vangelo mielato. Adesso, dopo l'amore, c'è la verità. Un duro controllo per vivere in ubbidienza. Tratto duramente il mio corpo. Sì. Infine, ridefinisce il concetto di grazia. A volte pensiamo che la grazia non ci coinvolge, invece rivendica una responsabilità. Anzi, più andremo avanti nella maturità cristiana e più parleremo come Paolo Apostolo, perché la maturità cristiana ci lascia vedere meglio dentro noi stessi al fine di essere graditi a Dio. Sono i 3 elementi che Cristo ha messo in mostra nel piano di salvezza: l'amore, la verità e la grazia. Paolo non sta sviando dalle sue responsabilità e noi non predichiamo un Vangelo che legittima il peccato. Piuttosto predichiamo un Vangelo che fornisce gli strumenti per localizzarlo in quella parte di noi stessi e che attende la piena redenzione. E forse questo ci libera da qualche senso di colpa. Finché viviamo in corpi umani non redenti e caduti, la nostra persona interiore redenta deve lottare con la natura peccaminosa che cerca di riprendere il controllo. Ecco la guerra che viviamo noi. È una guerra interiore. Ora bisogna fare un passo indietro. Come appare il processo di salvezza descritto al capitolo 5, versetto 12? Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così ricordiamo un po' quello che abbiamo visto, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Paolo vorrebbe dire altre cose, ha messo dei puntini e così c'è qualcos'altro, ma vuol dire che quel qualcos'altro già lo sappiamo. Prima di incontrare Cristo, sia Paolo che noi, la persona interiore, ovvero l'anima, e quella esteriore, il nostro corpo mortale, erano entrambi morti, spiritualmente morti, schiavi del peccato, anche se quel corpo avrebbe garantito un tot di anni di vita a ciascuno. Riaffermiamo che anche il corpo ha avuto i suoi danni, dato che era stato creato per l'eternità. La presenza del peccato ha colpito ogni parte della creazione, compresi i nostri corpi fisici, ma subentra la salvezza nella persona di Cristo. Paolo mostra la lotta che prima non c'era,
come se fosse su quel famoso quadrato del ring, osservando lo sport della lotta, lui ne parla in qualche lettera, nel mostrare questa tensione tra l'uomo interiore e quello esteriore. Efesini capitolo 2, versetto 5. Anche quando eravamo morti nei peccati, vi ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Cosa è stato vivificato? Proprio la parte dell'anima che si trova in un corpo mortale e che va nella decomposizione e che attende la piena redenzione. Pertanto, cosa ci propone Paolo per i prossimi capitoli? Quindi ci proiettiamo adesso in avanti. Cosa ci propone Paolo nei prossimi capitoli? Dedicherà la sua corrispondenza ad esortare nel lavoro proprio su quella parte del corpo, quello esteriore, che attende la piena redenzione che sarà coinvolta nell'incontro quando Gesù tornerà. È il lavoro del personal trainer, un vero allenatore di quella parte di noi stessi conosciuta anche a lui, che ha le sue criticità e debolezze. Presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, capitolo 12. Quindi Paolo adesso incomincia a curare la parte malata, la parte che ancora ha bisogno di riforme, di migliorare. A proposito, Gesù tornerà con un corpo. È vero? Amen. Quindi ci sarà un corpo anche per te. Non hai pensato che questo era l'intenzione di Dio? Di restituirti anche un corpo glorificato? Perché Cristo tornerà con un corpo. Bisogna però prima credere. Sì, questa è la responsabilità. E questo è anche un appello. Romani 8, 22. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Nonostante abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi. Più si va avanti nella vita cristiana e più diveniamo sensibili al peccato. Come qualcosa che ci dà sempre più fastidio. È proprio l'uomo maturo nella fede, come Paolo, che può descrivere ciò che prova e ciò che lo attende. Gli avrebbe consentito finalmente di liberarsi da questa tensione. Gemere o gemere e aspettare l'adozione completa. Anima e corpo insieme per l'eternità, tutto è riunito, corpo e anima come cielo e terra. Nel giardino il cielo e la terra erano insieme. Imparare ad aspettare. Prendere coscienza che non tutto è risolto. Avere pazienza con gli altri e soprattutto con noi stessi. A volte siamo molto duri con noi stessi. Eppure possiamo anche abbracciarci, perché abbiamo la dimora dello Spirito Santo. Abbiamo le nuove coordinate dello Spirito. Sappiamo cosa fare e come comportarci. Perfino possiamo avere dei pensieri rinnovati. Ma bisogna anche essere onesti, che non tutto è risolto. Capitolo 8, versetto 3. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Gesù ha avuto un corpo come il nostro. Lo ha sperimentato senza peccare, ma ha anche compreso le nostre lotte e anche quelle che affrontiamo ogni giorno. Non pensate forse che anche quelle lotte le ha inchiodate alla croce? Le ha viste? Le ha sperimentate? Il primo a metterlo alla prova è stato il diavolo,
Quest'ultimo aveva avuto successo con la prima coppia in un giardino e voleva provare, ecco la differenza, anche con Gesù, dato che ha avuto un corpo simile al nostro, ma è fallito il suo tentativo, perché Gesù è Dio. L'autore agli Ebrei ci dice che Gesù ha simpatizzato con le nostre debolezze, proprio perché è stato tentato nelle stesse modalità, ma senza peccare. Gesù ha conosciuto in ogni dettaglio le nostre battaglie. Versetto 25. Grazie, guardate che inno di liberazione, e dovrebbe essere anche il nostro. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così io dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Perché Gesù è stato resuscitato? Mi sono chiesto, abbiamo tante risposte che possiamo dare. Perché Gesù è stato resuscitato? Solo perché Dio lo ha avuto di nuovo con sé? Desiderava averlo solo con sé? È proprio un messaggio positivo quella risurrezione, anche per tutti coloro che hanno creduto, in modo tale che, come il suo corpo è stato resuscitato, infatti è storicamente avvenuto, la tomba è vuota, un noto artista ha disegnato questa tomba vuota, i soldati hanno dovuto dichiarare il falso perché bisognava affermare che quel corpo era stato rubato, così anche le nostre vite, i nostri corpi saranno resuscitati al suo ritorno. Sia coloro che credono e sia coloro che non credono avranno un corpo da gestire. Il vantaggio di chi crede è la presenza e la dimora dello Spirito Santo e con questa presenza è tutto molto più gestibile. Ecco la differenza. Efesini 1, capitolo 1. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Come osserviamo, c'è tutto il processo che auguriamo a coloro che ascoltano, anche questa sera. Si ascolta la parola della verità. È un messaggio che produce i suoi effetti, è un messaggio che porta la salvezza a coloro che credono, ma il credere non è fine a se stesso, perché si riceve lo Spirito Santo che nel confermare la destinazione della nostra salvezza agisce nel presente. E questo è il lavoro nostro. Sta lì lo Spirito come un vigilante su una guardia, una sentinella. Sa che anima e corpo sono in tensione, sa che il nostro corpo è ancora malato, sta lì e si prende cura anche della parte debole della nostra vita e meno nobile, nonostante l'anima, la parte interiore, sia già al riparo. Questa sera abbiamo cercato di presentare una battaglia contro il peccato che tutti noi dobbiamo ogni giorno affrontare. E vorrei concludere così. Romani 7 ci insegna a cercare la fede fuori da noi stessi, perché non troviamo nulla in noi stessi che ci aiuta nella ricerca. Andare a Cristo è la soluzione. Romani 7 ci insegna la speranza. Ricordiamo che la salvezza in Cristo è un'opera che attende la redenzione anche del corpo, finché tutto l'intero essere nostro sia per l'eternità con Dio. Romani 7 esprime l'amore perché proprio nel conoscere noi stessi siamo in grado di andare verso gli altri con questa virtù. L'esperienza di Paolo sulla via di Damasco lo aveva posto in una situazione di cecità, come anche in una piena consapevolezza di come la sua ipocrisia fosse stata messa in mostra da Gesù che lui perseguitava. Solo in quel giorno si è accorto della sua ipocrisia. Cieco fisicamente e per un tempo, ma aveva per la prima volta la luce di Cristo, che gli lasciava vedere la sua vita per quella che era fuori
dall'alleanza con Dio. Ma grazia gli è stata fatta e grazia è fatta anche a te se credi. Dio ti benedica. Ti auguriamo una buona serata nella riflessione della parola di Dio.